Buonasera a tutti e benvenuti al Pala del Mauro di Avellino. Si inizia. Cuzzolino. Ancora Lucas. Fatto un piccolo pallonetto a Gianluca Parisi. Vediamo qui Ghi, c'è un po' di spazio. Ghi. Vediamo Rescia, stoppa il pallone, il tiro. C'è la deviazione di Di Luccio. Recupera il possesso, Cuzzolino. Poi Di Luccio lo sfida, attenzione Rescia. Prova la Rabona. Ancora verso Josico, la butta in mezzo, Kenji salva e poi c'è la traversa da parte di Tuli. La Sandro Abate però contropiede, attenzione Ghi, serve Kenji! Michael Kenji! Passa in vantaggio la Sandro Abate! Attenzione, prova il tiro! Qui l'L84 con Murilo, ancora verso Tuli, prova il tiro, c'è la finta. Poi Rescia prova a servire Coco Wellington, si gira Coco Wellington, la butta in mezzo Kenji. Serve Tuli, Galletto su di lui, Tuli trova un po' di spazio, calcia Gianluca Parisi. Balla sul pallone, serve Ghi, attenzione Ghi, si gira, prova a saltare Ragusa, Ghi! Sfonda la porta come sempre. Raguso. Prova il tiro, Parisi e poi Abate, sbaglia tutto, poi qui Kenji a terra, Tuli o Cuzzolino, c'è la finta, attenzione il tiro di Coco Wellington che accorcia le distanze, distratta qui la difesa della Sandro Abate, incispica sul pallone, attenzione Galletto, contropiede Galletto, stavolta Tondi salva, Josico, Di Luccio lo guarda. Poi Rescia sfiora la porta, pressato da Tuli, Alex prova lo scavetto per Gabriel Pina e poi c'è Di Luccio che con la testa va 3-1. Cuzzolino, Josico, la butta in mezzo verso Rescia che accorcia le distanze, 3-2. Alex pressato da Tuli, poi Cuzzolino recupera il possesso, attenzione Tuli, Cuzzolino, ancora lui, Josico, il tiro di Josico, Gianluca Parisi, di Rescia, Raguso prova il tiro, Parisi, un po' di spazio, Murilo anticipa Gabriel Pina che poi serve alla grande Galletto, Galletto si allunga un po' il pallone, Galletto e poi Tondi, Raguso e poi Pina, la sponda per Murilo. Poi il tiro da parte di Raguso. Vediamo qui, prova il tiro Josico, c'è la schiena di Alex. Porta vacante. Prova il tiro Rescia, salva Ghi. A breve finirà il primo tempo. Vediamo Ghi, carica il destro, Ghi, Tondi. Poi c'è un contropiede, Cuzzolino e salva Kenji. Secondo tempo. Si riparte, riesce a tenere il possesso, Cuzzolino prova delle finte, attenzione Galletto, attenzione serve Sicheira, attenzione Rescia, trova il pareggio, 3-3, quindi il parziale qui al Del Mauro, attenzione perde il pallone, Tuli, il tiro, fa la barba al palo, perde il pallone l'L84, vediamo Galletto, perde un po' di tempo Galletto, Tondi, vediamo Galletto qui Ghi, c'è la deviazione di Josico, vediamo Raguso il tiro, Parisi, poi Pina con la testa e poi spazza Ghi e poi provare qualcosa, vediamo Kenji, prova la finta, Abate la butta in mezzo, ancora Abate, Kenji, attenzione Josico, Raguso, il tiro, pallone che esce. Ha fatto il primo tempo, attenzione Kenji qui, salta Coco Wellington, Kenji, le sue finte, poi lo ferma il portiere, dovrebbe essere Tondi, Raguso, Abate su di lui, Raguso il tiro, col piede Parisi, prova la pressione nell'84, soffre la Sandro Abate, Josico, Gianluca Parisi e poi spazza Abate. Ghi, salta Coco Wellington, Ghi, ancora lui, più blando rispetto al primo, vediamo Alex, calcia il tiro, traversa, Tuli, attenzione qui non ci arriva, Rescia,
non impeccabile qui, poi Tuli, Parisi, sì, spreca la L84, soffre ora la squadra di mister Piero Basile. Vediamo il contropiede di Ghi, partita bellissima, Ghi, c'è la deviazione. Alex direttamente verso Gabriel Pina che anticipa tutti e riesce a tenere il possesso. Ghi! Ci prova l'L84. Coco Wellington la butta in mezzo, c'è la traversa clamorosa di Murillo da oltre 2 minuti in possesso. Poi qui Galletto, recupera il possesso, Galletto, Cuzzolino salva tutto. Dal Palla del Mauro è tutto. Sandro Abate, Avellino 3, L84 3.